recuerdos yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, esa veta verdosa, es tu cara de niño. Ci troviamo all'interno del Morenita Bar, Risto Bar, anzi per l'esattezza, insieme all'assessore... Risto Bar, ristorante? Ristorante e bar, immagino. Uno snack. Insieme all'assessore alla cultura Elio De Anna, qui a Udine, di fronte alla stazione ferroviaria. Ecco, non è un caso che ci sia l'assessore qui, in quanto questa sarà anche la sede di Luce e Scrittura, che è un'associazione culturale che segue da tempo sia il calendario delle Pordenonesi, che poi ho sentito che ci sarà un allargamento, ci sarà anche il calendario delle Udinesi e anche il fotoromanzo. Siamo qui appunto per l'inaugurazione di questo nuovo locale. Sì, vorrei dire innanzitutto che per Pier Giorgio è una presa di responsabilità, se non proprio diretta e indiretta. Stiamo parlando di Pier Giorgio Grizzo. E mi fa piacere, un amico, perché insomma è più giovane di me, ma ci abbiamo giocato un po' insieme con quella palla ovale, abbiamo fatto un percorso, ci troviamo spesso anche in percorsi culturali. È una presa di responsabilità in un momento critico della nostra società, dove è più facile magari cercare il posto sicuro, pubblico. Qui mette in gioco un poco i suoi valori affettivi, la vita. Lo dicevo prima alla mamma Edi che oggi noi non facciamo più figli per noi, li facciamo per il mondo. Non a caso, guarda, si trova un ambiente qui di fronte alla stazione, un crocevia, una colonia colombiana credo, e quindi è una mixità di persone che ormai danno il senso proprio della globalizzazione. E poi lo fa con un ambiente, il bar, che per noi è forse uno degli elementi più popolari. Una volta ci si trovava al bar, si beveva un caffè, si scambiavano quattro chiacchiere, delle opinioni, e poi da quello che ho capito vuol dar vita a un caffè di tipo letterario. Abbiamo degli esempi a Pordenone che sono delle piccole chicche, delle preziosità, in quanto la cultura è sempre un luogo secondo me di investimento, non è mai un centro di spesa, ma accresce la qualità della vita e soprattutto contribuisce con i suoi valori ad integrare una società che ormai è fatta, una società di multiculturalità, in una regione come la nostra dove la specialità invece è legata al multilinguismo. Ecco, allora dal multilinguismo alla multiculturalità nasce una società, si chiama multilaterale, tutto multi. Io mi auguro veramente che ci siano le condizioni per poter essere un punto di riferimento per tanta gente che va e che viene, non a caso siamo di fronte alla stazione, e che questa presa di responsabilità abbia a produrre anche in campo culturale, non solo quindi dello svago, del tempo libero del bar, un qualche cosa di duraturo, di valori, soprattutto in una città che ne avremo. Una nuova avventura per Pier Giorgio Grizzo, dopo il fotoromanzo e il calendario delle Pordenonesi, adesso qui un caffè letterario proprio a Udine di fronte alla stazione. Sì, diciamo che sarà un bar, fondamentalmente sarà un'attività di bar e ristorazione, però sarà anche sede, diciamo la filiale udinese, della nostra associazione di Luce e Scrittura, che è un piccolo sodalizio di appassionati, di ragazzi giovani, appassionati di fotografia, di arti visive in genere, e senza grandi pretese vorremmo fare di questo spazio, al di là del bar, del luogo di ristorazione e di aggregazione, anche un piccolo spazio culturale dove ci sarà per esempio un piccolo corner di lettura e sarà anche uno spazio nel quale organizzeremo personali di fotografia, di illustrazioni, di fumetti, eccetera. Le pareti ad esempio sono state decorate da Davide Pascutti, che è un famoso
illustratore, un giovane ma già famoso illustratore udinese, ha vinto il premio Albertarelli nel 2011, che è il premio che va al miglior illustratore emergente italiano. Quindi niente, invitiamo tutti quanti a fare un salto qui al Morenita Bar, a bere magari un buon mojito e a passare qualche ora piacevole qui da noi. Ecco, un taglio, questo bar sudamericano e più precisamente colombiano. Sì. Perché? Perché chi lo gestisce è una famiglia, è Anna Milena con la sua famiglia. Sono residenti a Udine ormai da tanti anni, però sono di origini colombiane, dell'isola di San Andrés, dell'arcipelago di San Andrés, che è un arcipelago che fa parte del Mare dei Caraibi. Quindi anche il locale ha questo sapore che ricorda i Caraibi e quelle atmosfere che molti di noi amano, insomma. Marrones, esta beta verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Paolo Ciotta l'abbiamo visto già con il fotoromanzo che appunto stanno completando, no? Se non sbaglio, Luce e Scrittura, che è l'associazione culturale di Pordenone ma che avrà sede a Udine adesso, e Paolo Ciotta è qui con me proprio a questa inaugurazione. Un angolo diciamo udinese però che avrà un sapore particolare, no? Rispetto agli altri esercizi. Sì, quest'anno appunto abbiamo pensato di approfittare di questa sede per appunto ampliare il campo d'azione, anche perché appunto quest'anno il fotoromanzo non avrà più valenza solamente pordenonese ma friulana, quindi questo posto ci sembrava un buon posto per appunto cominciare ad espandersi appunto a questi territori. Ecco, ci sono dei fumetti qui tutto intorno, però non ho visto fotografie, come mai? Per l'inaugurazione abbiamo pensato di dar spazio a queste bellissime tavole, questi bellissimi disegni, però più avanti sicuramente questo locale sarà la sede anche di future esposizioni anche fotografiche. I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Por el puro placer de explotar, ahora sí me llevo la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tú recuerdas quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda. Lorenzo Croattini, assessore alla qualità della città di Udine, quindi è una bella responsabilità, dicevamo, no? Perché affinché tutto sia a posto qui in città. Presente anche lui quest'oggi all'inaugurazione di questo nuovo locale che ha uno sfondo culturale tutto sommato. Sì, l'osteria, il bar è un punto di ritrovo tradizionale nella cultura friulana. I cittadini di Udine sono cambiati nel tempo, la comunità latinoamericana è diventata una comunità forte e presente nel tessuto cittadino. Tanti friulani sono andati in Sud America e adesso alcuni diversi sudamericani sono arrivati qui in Friuli. Questo può essere un'occasione di incontro perché è importante che culture e tradizioni diverse si possano incontrare e quindi in un luogo che ha anche delle occasioni culturali, un posto anche per incontrarsi, per scambiarsi, per bere un bicchiere assieme e come amministrazione quindi siamo ben felici di vedere l'apertura di questa nuova attività economica. Son tus manos de hombre
presente all'inaugurazione qui anche Terenzani della redazione di Udine di Telepordenone. Allora, un nuovo locale che ha anche uno sfondo culturale. Beh, un locale intanto in una zona interessante, una zona particolare della nostra città, della città di Udine, perché ecco, in questa zona etnica per eccellenza, insomma, perché ci sono tante presenze come in questo caso, culturale perché ci farà appunto conoscere e vedere quali sono anche gli aspetti di questo popolo della Repubblica appunto della Colombiana, che è distante, ma in questi ultimi tempi penso che tu mi dai anche ragione, insomma, sono sempre più vicini, insomma, no? Noi esportiamo e importiamo, insomma, cultura, e direi che questa sia un'occasione stupenda, insomma, per riuscire a capire anche gli usi, i costumi, le loro capacità di essere in relazione con noi. No te acuerdas de nada, son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, no que no tiene nombre, el olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. Anna Milena, è una giornata importante per te questa, no? C'è l'inaugurazione del bar e quindi adesso è una bella responsabilità. Eh sì, tanta responsabilità perché comunque bisogna lavorare tante ore, essere precisa, essere diciamo cordiale con le persone, e, lavorare per vedere i risultati veramente. Una nuova avventura per te qui in terra italiana. Sì, in terra italiana è la prima volta che apro un'attività, confio in Dio e nella gente, in tutti, anche i miei familiari, che le cose vadano il miglior possibile. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, no que no tiene nombre, el olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. I'm addicted to you. Arriva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci riunisce nel tuo nome. Amen. Alleluia, 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 assieme, alleluia, alleluia. Por el puro placer de explotar, ahora sí me llevo la corriente.